dove ci sono appartamenti abitati da 9, 10, 15 persone, perché è evidente che non è possibile subaffittare a così tante persone e solo l'elemento, la strategia, ecco, la tecnica della dichiarazione di ospitalità può aggirare questi vincoli e lì si annida la criminalità. Si chiama racket delle residenze, accade in particolare a Mestre e a Marghera, dove la popolazione di residenti stranieri negli ultimi 20 anni, a partire dal 2002, è cresciuta rispettivamente del 631% e dell'867%, come da studio di Ca' Foscari, commissionato da Fondazione Pellicani e documentato dai dati di Veneto Lavoro. Un vero record, così come la cifra pagata dai cittadini stranieri per una lettera di ospitalità al fine di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno in vista di un lavoro. Sui 1.200 euro all'anno, cui vanno ad aggiungersi non meno di 500 euro mensili per un posto letto in un appartamento, il più delle volte condiviso con sconosciuti. Qualche migliaio di euro poi complessivamente, perché molto spesso oltre alla redazione della dichiarazione di ospitalità da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno o di rinnovo di permesso di soggiorno, poi quella abitazione stabile per poter continuare a esistere richiede una pattuizione o comunque una dazione di denaro, è evidente. È il mercato grigio dell'alloggio, dove la residenza diventa una merce necessaria per lavorare e restare in regola. La questura sappiamo che sta approfondendo le questioni. I controlli spettano al comune e alle forze dell'ordine, tra cui polizia locale, polizia di Stato e guardia di finanza, ma tra paura di denunciare verifiche difficili, il sistema continua a prosperare. Il messaggio alla prossima amministrazione comunale. Indire una consulta permanente, un tavolo permanente tra istituzione e rappresentanti dei cittadini o comunque amministratori di condomini, anche magari con un sistema di whistleblowing dove possano essere vagliate e analizzate tutte le situazioni di criticità, in modo tale che poi l'istituzione comunale possa utilizzare la forza di polizia di prossimità per effettuare questi controlli.